partenza provenite da delle culture completamente diverse rispetto a quella, non dico italiana, ma ancora più nello specifico quella veneta. Io ho messo tantissimo sforzo per riuscire a fare questo paese mio e diventare parte di questo paese, senza annullare da dove vengo. Penso che alla gente faccia sempre piacere quando gli chiediamo qualcosa della loro cultura, come funziona questo, perché è così, cos'è il carnevale. Cos'è che ti manca dall'Australia? Non dimmi i canguri. Canguri certamente, anche il paesaggio si dice, Sì, il landscape, sì. L'alberi eucaliptus, sono bellissimi per me. Cosa c'è di indiano che tu usi nel tuo contesto italiano per dire me la sto godendo, ok, sto dando qualcosa di nuovo? Cosa c'è di australiano in quello che tu fai che ti fa dire ok, sto dando qualcosa in più? La Sì. cosa bella in questo caso è anche mentre io insegno a te la mia lingua e tu parli una lingua diversa, io imparo anche da te. Sì, certamente. Ed è la cosa più bella, è uno scambio. E poi onestamente una volta ho imparato a giocare scopa e briscola, per me sei veneto. Benvenuti ad un nuovo episodio di Campus Cast, British School Bassano, un podcast dai fortissimi accenti veneti ma dalle altissime connotazioni internazionali. Con noi ospiti oggi Divya e Sam. Divya e Sam sono due dei nostri language ambassadors, cioè, tradotto per chi non ci conosce ancora, due dei nostri insegnanti. Loro tengono per i nostri studenti sia corsi individuali che corsi di gruppo, corsi dedicati alle scuole, corsi dedicati agli insegnanti delle scuole ed anche diverse aziende si affidano a loro, alla loro conoscenza da madrelingua inglese e da esperti di lingue per poter appunto migliorare il bagaglio culturale e seguire dei percorsi linguistici per appunto portare il loro inglese, nel vostro caso, ad un livello più alto. Benvenuti ragazzi, grazie per essere con noi oggi. Grazie a te per l'invito. Benissimo, vi abbiamo rubati ai vostri studenti per poter essere in questo momento ospiti di Campus Cast. Prima di tutto credo che i nostri ascoltatori e i nostri anche spettatori, ricordo tra l'altro di seguirci sia sul nostro canale YouTube che sulla nostra postazione Spotify, ricordate di accendere la campanella per avere tutti gli aggiornamenti dai nostri podcast e dalle nostre puntate. Da dove venite ragazzi? Divya, you are first, come on. Yeah. Ok, io sono nata in un piccolo villaggio nel deserto in India e sono in Italia a Bassano del Grappa dal 2006 e quindi da circa 18 anni. 18 anni. Quindi Okay. origine indiana, tutta la mia famiglia è indiana. E ecco. Specificamente lo stato del Rajasthan e il posticino si chiama Rajgarh, ma è troppo piccolo per trovarlo. Beh, ma sicuramente qualcuno dei tuoi parenti ci sta ascoltando o guardando. Chi lo sa? Vuoi mandare un saluto? Ciao mamma. Troppo loco. Sam, raccontaci qualcosa di te. Sì, certamente, io vengo da Australia. Ok. Mi sono vissuto a Berlino per 7 anni prima di essere qua in Italia. Sono qua a Bassano per 2 anni, penso. Sì, in Australia da Melbourne, anche Sydney e Canberra, ma diciamo Melbourne è più facile. Sì, questa è un po' la storia breve, diciamo. La storia breve. Sì. Andremo più nel profondo, appunto, andando avanti con questa chiacchierata. Esattamente, sì. Sarà anche un'occasione per conoscervi meglio, non soltanto per chi ci segue da casa, ma anche per me. Devo dire la verità, abbiamo avuto occasione di fare 4 chiacchiere ogni tanto, sia nell'atrio della nostra scuola che appunto in situazioni un po' più social, ma devo dire la verità, ancora non so tutto di voi. Scopriremo qualcosa in più insieme. Ok. Sam, comincio da te. Ok. Tu, prima di essere uno dei nostri insegnanti e mentre sei uno dei nostri insegnanti, hai anche un'altra professione. Sì, certamente. Ho studiato, sì è vero, non l'ho detto, scusa. Ho studiato come sound production in Melbourne e ho lavorato in questo campo, si dice? Sì? Si dice? Si dice. Ottimo. Fino a 15 anni, penso. Sì, sto facendo ancora questo, anche sto facendo le cose con musica come DJ, live performance.
e altre cose, anche compositore di cortometraggio, si dice in italiano? Si dice, certamente, molto bene. Sì, faccio queste cose anche, sì, vero. Oltre ad essere uno dei nostri ottimi Esattamente, Molto sì. bene, molto Anche bene. abbiamo una bambina adesso, so la vita è proprio piena. Sì, sì. La vita è piena, ok. Sì. Quindi in Italia sei arrivato per lavoro? Per amore? per l'amore, onestamente. Oh, che bello. Sì, sì, per l'amore. Noi ci siamo conosciuti, penso si dice, Sì. a Berlino come 10-11 anni fa, la mia fidanzata, e lei parla molto bene inglese, fortunatamente per me. Adesso io sono anche qua in Italia, fino a... Since? Grazie. Da 2020, era molto difficile in questi anni, ovvio. Sì, sono ancora qua. Sì, Sei ancora sì, qua. sì. E sei arrivato subito a Bassano? A Cittadella, vicino a Cittadella. Ok. E ho detto andiamo a Bassano perché è più bella qua. Molto bene, fa piacere. Sì, Ok. sì, sì. Ho pensato, più divertente anche. Divya, il tuo percorso invece, la tua strada? Io sono sempre stata qua a Bassano in Italia e non mi sono spostata perché mi sono innamorata subito, immagino, della città. E mi sono spostata, avevo 9 anni quando sono venuta qui con mia mamma e mia sorella perché mio papà aveva trovato lavoro qui in Italia, a Bassano nello specifico, quindi ecco, siamo venuti per ricongiungerci in famiglia. Dopodiché, studi? Dopodiché ho sempre studiato un sacco di lingue. Ho scoperto fin da piccola la passione e quindi soprattutto poi prendendo in mano il tedesco un po' alle medie, cose così. Quindi ho continuato con il liceo linguistico e anche all'università con traduzione e interpretariato, quindi sempre lingue. Molto bene. Fun fact: sapevi che il 70% di chi apprezza il nostro contenuto non è ancora nostro follower sui canali YouTube e Spotify? Se ti piace ciò che facciamo e vuoi continuare ad aiutarci ad offrirti il miglior contenuto, iscriviti e seguici. È un modo efficace e gratuito per sostenerci. Grazie per il tuo supporto. Come voi ben sapete, essendo appunto insegnanti di lingue, vanno di pari passo con quelle che sono le culture. Voi di partenza provenite da delle culture completamente diverse rispetto a quella, non dico italiana, ma ancora più nello specifico quella veneta, in cui vi trovate a vivere e lavorare e integrare le vostre esperienze professionali e di vita in un determinato contesto. Mi fa piacere che non sull'italiano ma sul veneto siate entrambi scoppiati in una risata, ok? O perlomeno avete abbozzato un sorriso. Ditemi, quanto serve per sentirsi veneti e quanto serve per diventare veneti? Penso che avendo imparato l'italiano proprio qui, io ho imparato l'italiano con l'accento veneto, quindi fin dall'inizio, andando anche in giro per l'Italia, sono stata subito definita veneta. Mi ricordo un momento specifico in cui a Napoli qualcuno in un negozio ha detto puoi servire la ragazza veneta? E non indiana o altro, ma proprio veneta. Il che mi ha fatto molto piacere, devo dire. E poi onestamente una volta imparato a giocare scopa e briscola, per me sei veneto. Beh, non mi trovo Con più le carte trevigiane. Sono assolutamente d'accordo. Sam? Non so esattamente se posso rispondere a questa domanda esattamente. Perché è da 2 anni che tu vivi qui. Sì, sì. Adesso più 4 anni, diciamo, ma anche c'era un po'... sono nato in Australia per un po', in questo periodo anche. Io sto imparando ancora, io penso questo mood veneto, diciamo. Come si dice mood? Sì. Quali sono state le più grosse differenze rispetto anche all'esperienza che hai avuto prima a Berlino? Il trovarti in una provincia, quindi in una situazione di un paese che non è più una grande città come può essere Melbourne in Australia e Berlino in Germania. Sì, molto diverso, ovvio. Sì, ero sempre in città grande.
le città grandi, sì, come Melbourne, Sydney, Canberra, sono molto diverse, sì, molto meno gente, ma anche bello qua. La cosa più difficile da affrontare una volta che sei venuto a vivere in Italia? Non lo so, l'inizio era molto difficile, ma perché c'è questo disastro di Covid, per esempio, per 2 anni, è difficile questo, ma per tutti, in tutto il mondo. Non so esattamente. Non sai esattamente. No, ma... Hai trovato una situazione welcoming? Yes, sì. Molto bene. Sì, molto welcoming. Sono i veneti o italiani, sono molto per me abbastanza aperti, diciamo, amichevoli. Ok. Sì, in generale sì. Anche Berlino è molto diversa in questo contrasto un po'. Berlino non è molto famoso per gente aperti, è più difficile forse. Integrarsi, ok. Forse. Sì. E per te? La mia esperienza è stata molto diversa da questa. Per me, a parte la prima difficoltà del sentire la mancanza della famiglia che avevo lasciato in India, quindi i nonni, gli zii con cui ero cresciuta, quella era la parte più difficile all'inizio, perché era strano non averli più con me e ero troppo piccola per capire perché. E l'altra cosa è che non l'ho trovata per niente facile l'integrazione, forse perché i bambini sono diversi e quando siamo piccoli forse siamo un po', diciamo, cattivi o crudeli in un modo diverso che non comprendiamo. Quindi, emozionali al posto che razionali. La tua è esatto. stata un inserimento a livello di emozioni, Sì. la sua invece è stato un inserimento a livello di relazioni e esatto. una criticità diversa. Sì, ecco. ma anche per la differenza d'età comunque. Assolutamente. E io, la cosa più difficile per me era avere degli amici, fare dei nuovi amici, non sapendo la lingua, quindi mancando la comunicazione, questo era impossibile, soprattutto all'inizio. E c'era tanto il sentimento sia da parte mia ma anche forse da parte loro, perché appunto non ci capivamo, di estraneità, di non collegamento. Lo definiresti shock culturale anche? Sicuramente. Era Ritmi, troppo tempi, diverso. cibi, approccio diciamo al vivere, alla visione del mondo, lo percepivi o lo capivi? Percepivo, non comprendevo, ma percepivo, anche parlando from a sensory point of view. Mi ricordo, stavo dicendo prima, il primo momento in cui sono arrivata in Italia, il primo pensiero è stato: perché è così silenzioso? Okay, l'India non è molto quiet, diciamo, okay? Almeno soprattutto da dove vengo io, e quindi tutti i sensi erano straniti. Il naso era stranito, ok? Le orecchie, era troppo tranquillo. Dove erano le persone? Tutta la gente che ero abituata a vedere non c'era più, ok? Nonostante tu non venissi da un paese particolarmente grande, non venivi da esatto. Delhi o... No, però era proprio diverso, vedevo più vuoto, sia visivamente che dal punto di vista... Sensorialmente, come hai ben descritto, sì. ecco. Sembrava Per te, vuoto e Sam? freddo. Ma per me Australia invece è molto più silenzioso e spazioso. Per me è un po' l'opposto, probabilmente. C'è molto più gente qua, c'è più casino, c'è più rumore. E Berlino anche in contrasto con Australia, forse, sì, in generale. Sto provando a pensare come ti saresti sentita trasferendoti in Australia a questo punto. Sì, esattamente. Sì. Non riesco a immaginare, in effetti. Sì. Ma questo triangolo di discussione mi sta facendo immaginare questo tipo di approccio. Penso che avrei sentito comunque la differenza nel meno gente, più silenzio, più tranquillo e soprattutto freddo. Cioè mi sembrava tutto più freddo. Il gente? La gente e anche l'ambiente, perché io sono nata in un deserto, quindi non ero abituata a queste temperature proprio. Interessante. Sì. Un Berlino più estremo. Immagino. Abbiamo capito appunto cosa Divya ha sentito mancare, è stato appunto questo. Cosa ti manca dall'Australia? Non dirmi i canguri. Canguri certamente, anche il paesaggio si dice, Sì, il landscape, sì. l'albero di eucalyptus sono bellissimi per me.
Anche il gente, o la gente si dice? La gente ha anche il senso of humor. Come si dice senso of humor? Senso dell'umorismo. Senso di umorismo. Esattamente. E i creepy crawlers? Creepy crawlers, no, neanche meduse, coccodrilli. Forse wrestling crocodiles. Come si dice wrestling crocodiles? Combattere i coccodrilli? No, non vedo. Lottare con i coccodrilli? Sì, esattamente, non vedo. Steve Irwin. No, Esattamente. no, ti vedo poco Mr. Crocodile Dundee. Questa spalla. Ti manca un po'. Sì. Ma Non dirmi la cucina australiana però. c'è buon cibo in Australia, ma è tutto il cibo che abbiamo dall'altra parte del mondo, Ok. in generale. Sì, a parte di Vegemite. Oh, Conosci Vegemite? Conosco no? Vegemite, Sì, sì. sì, un acquired taste. Sì. An acquired taste. Sì. Okay. You love it or you hate it. Esattamente, sì. Molto strano. Per chi non sapesse cosa sono i Vegemite, è meglio che continuate a non saperlo. L'ho provato, quindi so di cosa parli. Troverete una descrizione e un link nella nostra sinossi. Bene ragazzi, e poi invece lo sviluppo professionale che vi ha visti appunto in una... Ok, per te dopo una vita ormai passata in Italia, ma per te dopo pochi anni trascorsi appunto in questo paese, un po' una deviazione da quello che era la tua principale attività, cioè sound technician and sound production, correggimi se sbaglio perché è il tuo contesto. Sì, anche ok? questo, sì. Cosa vi ha portato a prendere come professione insegnare, nel tuo caso, la tua lingua, ok, da mother tongue, da native speaker, Sì. ok, e nel tuo caso insegnare È una comunque lingua. la mia lingua. È comunque la tua lingua, ok? L'hai lasciata decantare, perché comunque l'inglese è una delle lingue ufficiali dell'India, l'hai lasciata decantare, l'hai però affrontata da un punto di vista accademico e l'hai trasformata in una professione. Sì. Ok? Cominciamo da te, cominciamo da Selma. Cosa ti ha portato a insegnare l'inglese? Portato dall'altra professione, in questo senso, alla cultura Anche esperienza parallelamente. australiana. Ok. Per esempio, il tempo in Germania certamente mi ha aiutato, penso si dice, Molto bene. con i radici, penso si dice, con la lingua inglese. Sì. C'è tanti esempi dove io posso dire agli studenti, al nostro mio studente, che queste parole proprio, la storia delle parole, perché è molto simile a una parola in tedesco, anche se non sono un esperto in tedesco, ma è già chiaro. So, questa esperienza a Berlino ha aiutato con questo. E con le cose del profession sound, diciamo, è più con le cose tecnici, diciamo, nelle classroom. Ok. Sì. Assolutamente sì. Ok. Quindi riesci a portare un equilibrio tra un approccio linguistico sulla curiosità dell'origine di determinate Certamente. cose e dall'altra parte invece una tua attitudine più tecnica. Sì, anche un po', Frank ha detto una volta, c'è questa similarità tra performance, la musical performance, diciamo, e anche di essere insegnante. È vero, tutti e due c'è un po' performance con tutti e due. Sì. Sì, anche questo aiuta, onestamente. Teacher on the stage. Esattamente. Molto bene. Sì. Beh, è un bel modo di approcciare quella che è la componente dell'insegnamento. Essere non soltanto teaching ma anche entertaining in questo Speriamo senso. di sì. Guarda, Sì. per quanto Questo è posso capire, la tua esperienza on the stage si rispecchia bene su quella che è la tua performance on the board. Esattamente, sì. By the board in Well questo said. caso. Thanks so much. Sono l'unico non native speaker apparently. Ok, per te invece di raccontaci. E in realtà il desiderio di insegnare per me è molto connesso all'essere straniera. È iniziato lì perché quando stavo ancora imparando bene l'italiano, ero alle medie, ho trovato questo progetto di volontariato dove dei ragazzi più grandi aiutavano i ragazzi o stranieri o semplicemente più giovani che avevano difficoltà a fare i compiti. Quindi come straniera ne avevo molto bisogno e vedendo questi ragazzi che prendevano il loro tempo per fare questa cosa con dei ragazzini, dei bambini alla fine, mi ha ispirato tantissimo
e li guardavo e li vedevo proprio come delle creature incredibili e volevo diventare come loro per qualcun altro, per il prossimo studente straniero che magari fa fatica perché è troppo diverso da quello che sa, è troppo diverso dalla sua lingua, quindi sente che fa fatica. Volevo diventare quella persona per loro, che potesse comprenderli in una maniera diversa, mettersi nei loro panni, essendo stato dove è stato lui, e poi aiutarli e guidarli. Ho fatto questo volontariato, quindi sono passata da studentessa in questo volontariato a volontaria, e l'ho fatto per moltissimi anni ed è stato, diciamo, il primo assaggio dell'insegnamento ed è stata una delle esperienze che mi rimarrà nel cuore per sempre. Avete dato entrambi degli ottimi esempi di valore aggiunto a quello che è l'insegnamento puro e semplice. Ovviamente insegnare vuol dire formare, okay? E non semplicemente ammaestrare a un'arte, altrimenti una delle grandi critiche che muovo sempre alle descrizioni dei ministeri del nostro governo: noi istruiamo e non formiamo o educhiamo, ancora meglio. Diciamo che ciò che date voi come prospetto è quello di educare, di effettivamente formare a qualcosa in più dell'uso della lingua, ma anche dell'applicazione, del sapere contestualizzare quello che è quel dono che è il parlare più di una lingua in questo caso, ok? Adesso da tanti anni tu abiti in Italia, ci sei cresciuta e l'italiano è lì, ce l'hai, ok? Sam in 2 anni /4, ok? Ha fatto veramente degli ottimi progressi e questo aiuta ancora di più l'insegnamento della sua native language. Sì, certamente. Gli studenti si sentono molto più a proprio agio, ma allo stesso tempo capiscono e hanno un esempio di chi si sta sforzando e ha investito del tempo nell'imparare una lingua non sua, pur di insegnare la sua lingua. E questo è un teaching by example. Okay? Forse la cosa bella in questo caso è anche, mentre io insegno a te la mia lingua e tu parli una lingua diversa, io imparo anche da te. Sì, certamente. Ed è la cosa più bella, è uno scambio, non è solo io che ti insegno. È un ottimo approccio, questo sì, fa parte dell'approccio mutual educational in questo caso. Sono molto contento che condividiamo questo tipo di approccio. La vostra esperienza internazionale, ok. Cosa serve per cominciare? Un sacco di pazienza? Sì, un sacco di pazienza, certamente. Sì. Siete d'accordo su quello? Datemi ciascuno di voi 2 cose in più oltre alla pazienza, perché sembra essere veramente un qualcosa che il mondo attorno a noi ha poco, ok? Perché si aspetta tutto e subito, e invece è con la pazienza che si riesce effettivamente a raggiungere dei risultati e anche a creare un ambiente sano attorno a quello che è il principio educativo e anche l'inserimento appunto in quella che è un'esperienza internazionale. Oltre alla pazienza, cosa suggerite a ragazzi e ragazze, uomini, donne che vogliono intraprendere un'esperienza internazionale? Ho una risposta, ho scritto, ma io devo controllare. Vai. Ok, per me una cosa importante è effort, put in effort, ok? Lo dico perché conosco molte persone che a volte non se la sentono o per diversi motivi non riescono a fare quel passo in più, quello sforzo in più in quel posto nuovo dove si trovano per integrarsi, per imparare la lingua, per cominciare a farne parte e sentirlo suo. E secondo me l'effort, se non ci mettiamo l'effort, è solo più difficile, più complicato per noi stessi, e quella è una qualità per me, una cosa molto importante da fare. Io ho messo tantissimo sforzo per riuscire a fare questo paese mio e diventare parte di questo paese, senza annullare da dove vengo, ok? Forse un altro punto, sicuramente la mente aperta, ok? Curiosità e mente aperta. Non so, se partiamo stando sulle nostre, non riusciremo mai a fare quel passo in più. E quando invece partiamo con
curiosità, con la voglia di sapere, con la voglia e con la disposizione a sapere di più, a conoscere di più e dare più di noi, riceviamo anche di più. Molto per bene. me. Questo è l'effort, anche tu dicevi all'inizio appunto lo sforzo, è quello effettivamente di riuscire a pensare a una mutualità Sì. in quello che è il nostro, sì, trovarci in un contesto nuovo, ma allo stesso tempo dire cerco effettivamente di capire in che contesto mi trovo e vedrò di avere quel tipo di approccio, Sì. meet me halfway, Yes. se proprio non riesco a, come un camaleonte, inserirmi in questa nuova cultura, in questo nuovo ambiente in cui mi trovo a lavorare e a vivere. Ok? So, ho un'idea forse un po' praticale, diciamo, per altri che vogliono fare cose simili, è più una domanda delle cose sociali, diciamo. Sì. Perché c'è sempre un po', come si dice, loneliness in italiano? Solitudine. Solitudine, esattamente, specialmente all'inizio. Allora, collocati in situazioni sociali in cui incontrerai il tipo di persone che desideri incontrare. Sì. Se questo è, diciamo, una scena musicale o cinema, o non so, bar, non so, come vogliono loro. E penso che questo può aiutare per le cose sociali, diciamo, a parte una mente aperta e effort. Una socialità indirizzata. Sì, probabilmente. Che si riesca a dire so che questo è un ambiente in cui già mi trovo bene, proviamo a inserirci in un ambiente simile a questo per cominciare a trovare un contesto simile dove già ho un buon approccio. Molto interessante, è molto pratico effettivamente. Sì. Ma allo stesso tempo ha funzionato? Sì, certamente con questo mondo di musica certamente aiuta un sacco. Beh, la musica è un altro tipo di linguaggio. Certamente. Quindi anche quello è una lingua franca che tu ti trovi a già conoscere, sviluppata in un'altra parte del mondo, con cui puoi effettivamente riuscire a interpretare e tradurre quelli che sono determinati standard comunicativi con il nuovo contesto in cui ti trovi, anche se la lingua normalmente parlata è una completamente diversa. È un punto molto interessante questo, grazie per averlo portato perché è pratico ma allo stesso tempo ha un significato molto profondo da un punto di vista di umanità. Ok, sì, mi è piaciuto veramente tanto. Cosa delle vostre radici internazionali portate nelle vostre professioni, nel vostro lavoro? Livia. È difficile da spiegare. In realtà l'unica cosa che mi viene in mente è che io uso costantemente la mia esperienza per fare esempi grammaticali, per spiegare la grammatica. Quindi ogni volta che mi ritrovo a spiegare qualche tempo verbale sono spesso tipo I have been in Italy for 20 years, I moved in Italy in 2006 e non lo so, forse è più facile per me questo, rende le cose più facili per me e forse meno per gli studenti all'inizio. Però accende l'attenzione. Ma per me forse anche c'è più collegamento tra noi così. Ok. Se siamo più connessi, forse riusciamo a capirci meglio. Se io la vedo sempre, se io sono disposta a parlare di me e a chiedervi di più di me e di chiedervi di più di voi, forse voi siete più disposti anche voi a aprirvi di più, parlare di più, essere più curiosi, chiedere di più. Quindi uso spesso me stessa come esempio, ecco. Però altro non mi viene. Mi sembra più che valida come cosa. So anche per me, sì, certamente, con questi esempi che possiamo usare nella classe, ma anche forse un po' delle colloquializzazione, idioms anche, forse modi di dire. Modi di dire, sì. Di Australia normale o anche Britain, sì. Forse io posso usare questo nella classe anche, loro aiutano un po'. Anche come ho detto, questo radice delle lingue con le connessioni con tedesco, eccetera, le lingue tedesche. Sì. È
un ottimo esempio di connessione tra quello che effettivamente è, in questo caso, la linguistica, quindi la vostra professione, e quelle che sono le vostre origini, le vostre radici. Parlando sempre di connessioni, andiamo più nello specifico del vissuto, ok? Possiamo parlare di ponte culturale, ok? Vi siete mai trovati in situazioni secondo cui avete detto, ok, questa circostanza, questo è un momento, un turning point, in cui posso dire sto facendo un passaggio o un collegamento tra quella che è la mia cultura di origine e la cultura in cui sono ora ospite, residente, in cui sto vivendo adesso, ok? Se c'è un episodio, se c'è un'occasione che potete proprio, una marking point di queste vostre esperienze, e come la potete definire in effetti come ponte culturale. Allora, in realtà ti porto un'esperienza non mia, ma di mia sorella, che ha fatto l'insegnante, anche lei, insomma, per un periodo di inglese, appunto, in una scuola materna. E si è ritrovata una studentessa, una bimba indiana, anzi più di una, erano penso 2 ragazze, ok? E mi ha portato questa esperienza come una cosa incredibile, perché mi ha detto, sai, quando noi eravamo piccole non avrei mai immaginato di trovare un insegnante come me, che arrivava da dove arrivo io e che mi potesse parlare e spiegare le cose in una maniera più comprensibile a me e usare la nostra cosa in comune, la nostra cultura in comune, e usarla anche nell'insegnamento, perché poi mia sorella ha fatto tutta una lezione su Bollywood e la danza anche in inglese, e mi ha detto, e guardare i visi di queste bimbe che mi guardavano e sembrava che fosse tanto tipo wow, è una cosa incredibile, quindi una persona come me c'è anche per questo, quindi anche io posso farlo, non è solo tutti gli altri. E forse è strano, perché come persona di colore per me è una cosa molto particolare. Io non ho mai avuto l'insegnante o la lettrice o qualcuno che potessi guardare e dire wow, allora posso farlo anche io, è una persona come me. E quindi era essere un modello, diciamo, un esempio positivo. Un'ulteriore identità. Esatto. Molto bene. E quindi una connessione in più con quella studente, forse. Ci è voluta una generazione, a quanto sembra. Sì. Molto bene. Sam? Penso per me è un po' diversa la risposta, se ho capito proprio la domanda. Potrebbe essere anche più pratica, visto che... Non è più pratica, ma per esempio diciamo un ponte delle culture è proprio un ponte più lungo, speriamo, che è nostra figlia. Molto bene. Proprio è tutt'altro che pratica invece. Sì, è proprio un misto delle culture, speriamo. Sì. Penso questo può essere proprio un ponte, ma ovvio sta crescendo questo ponte. Sta crescendo bene, mi racconti. Sì, certamente, sì, ma sta andando, diciamo. Sì, fantastico. In fretta. sì, con tanta energia. Questo è bello. Certamente, sì, bellissimo. È un ottimo esempio, perché effettivamente è nel concreto quello che è il costruire effettivamente una nuova famiglia, che semplicemente fino a pochi decenni fa non si sarebbe mai pensato di poter dire un ragazzo australiano e una ragazza di Bassano si trasferiscono a Bassano dopo essersi conosciuti a Berlino e hanno una nuova famiglia, ok? Come anche fino a, non dico pochi decenni, ma sì, possiamo dire pochi decenni fa, pensare che una ragazza di origine indiana andasse ad insegnare ad altre bambine di una successiva infornata, chiamiamola così, e il dettaglio per me non è tanto il fatto che sia successo, ma il fatto che stia succedendo tutto questo in un posto come Bassano del Grappa, ok? Che per quanto sia una meravigliosa cittadina, a livello internazionale sta cominciando a scoprirsi soltanto da pochi anni a questa parte, anche grazie a quello che sono effettivamente le integrazioni di comunità e di persone, famiglie che vengono da tutto il resto del mondo. Per quanto strano possa sembrare, una cittadina del Veneto, nella provincia di Vicenza, sta diventando un hub internazionale non indifferente. Okay?
Vi chiedo per concludere a entrambi dei consigli. Ok. Non per me. Non per me. Io sono quello che dispensa consigli ma che ne riceve tanti e che ne fa tanto tesoro, soprattutto anche da voi insegnanti, collaboratori e colleghi. Ecco. Vi chiedo un consiglio pratico per chi sta per trasferirsi in un nuovo paese. Okay? Vi chiedo un consiglio per affrontare e apprezzare le differenze culturali. Possono essere anche parole singole, ok? E vi chiedo un consiglio personale su come crescere e migliorarsi grazie a un'esperienza internazionale. Non facile. No. No. Rifaccio la domanda. No, Okay, no, così. va bene. Consiglio pratico, un consiglio per affrontare e soprattutto apprezzare le differenze culturali e un consiglio personale su come crescere e migliorarsi grazie a un'esperienza internazionale. Consiglio pratico, in realtà forse può sembrare un po' banale, ma la TV. Ah sì, buona idea. E conosco molte persone del mio paese che hanno la TV con i canali nella lingua hindi, ok? E hanno fatto un po' più fatica con la lingua, per esempio. Quando io sono venuta in Italia, la prima cosa che il mio papà ha detto è: no, la TV indiana no, solo TV italiana, perché così sarete costrette a ascoltare l'italiano e a impararlo. Ed è vero, ha funzionato tantissimo. In realtà la TV e la musica aiuta tantissimo. E quindi, non so, esplora. Esplora questo aspetto. Benissimo. Questo appunto è un ottimo consiglio pratico, ecco. Lo condividi? Hai qualcos'altro da poter aggiungere in termini di consiglio pratico in questo Pratico, caso? no, come ho detto con queste domande delle cose sociali, post sociali, no, ma questo è proprio un buon consiglio, sì. Queste domande di TV, anche radio, sì. Podcast, per esempio. No, è vero, certamente, sì, podcast in altre lingue, certamente aiutano. fantastico. Sì. Stai guardando la TV? Secondo posto, Adesso un no, consiglio per apprezzare le differenze culturali? Potete anche ripetervi, magari qualcosa che avete detto prima e lo portiamo anche così sul concludere. Sì. Forse il cibo, sì, forse, è proprio buono qua il cibo in Italia, sì. È quasi sempre proprio buono. So, una bella cosa. Sì. Sì. Non entro nel discorso del cibo. Sì, Indiano, un po' di italiano, competizione. è un po' too much. Quindi cosa consiglieresti per apprezzare? No. Non saprei dirti. Non saprei dirti, ok. Comunque Comunque un sacco anche della l'essere, cultura. ciò che avevi citato prima, l'essere appunto open-minded e quindi avere questo tipo di atteggiamento. Non avere paura anche, Buon consiglio. non sentirsi a disagio secondo me, perché spesso quando arriviamo da un posto completamente diverso, dove i modi di fare sono diversi, la cultura è completamente diversa, e poi arriviamo qui ed è tutto diverso e strano, spesso il primo istinto è bloccarsi, spaventarsi, sentirsi a disagio. E se poi se la gente notasse che io non so o che qualcosa del genere, lanciati, non avere paura, secondo me. Ok, un po' di play fake, in a good way, forse? Ma anche non aver paura di chiedere. Penso che alla gente faccia sempre piacere quando gli chiediamo qualcosa della loro cultura, come funziona questo, perché è così, cos'è il carnevale, tutte queste cose qui. Alla gente penso faccia piacere raccontare questa parte della propria vita. Molto cultura. spesso ti trovi con degli interlocutori in nuove culture che, a dire la verità, loro stessi devono sentirsi in dovere di informarsi su un qualcosa che è talmente radicato che non sanno spiegare. Sì. E quindi chiedere: ma perché c'è il carnevale? Hai fatto un esempio perfetto. Sì. Molte persone in giro per strada potrebbero dirti: non lo so, succede e basta. Sì, io l'ho chiesto, ancora sto aspettando la risposta. Te la do io dopo, dai. E un talento personale su come crescere e migliorarsi grazie a un'esperienza internazionale? Cosa mi potete dire? Qual è la carta che giocate voi
che state avendo appunto un successo in quello che è un contesto nuovo rispetto alla cultura da cui venite e che utilizzate molto spesso o più spesso? Cosa c'è di indiano che tu usi nel tuo contesto italiano per dire me la sto godendo, ok, e sto dando qualcosa di nuovo? Cosa c'è di australiano in quello che tu fai che ti fa dire ok, sto dando qualcosa in più? Forse questo, come ho dimenticato, senso of humor, forse questo. Senso dell'umorismo, Sì. il tuo senso dell'umorismo. E penso sì. è aiuta un sacco. Sì. Con la vita in generale abbiamo un bel pezzo di questo in Australia e forse questo. È un ottimo consiglio. Ok. Sì. Io in realtà uso un sacco il cibo indiano. Ok. Mi piace farlo conoscere alle persone che non l'hanno mai provato o hanno provato solo magari i ristoranti un po' più indiani ma western comunque, no? E quindi mi diverto a portare un sacco di cibo alle persone e farglielo provare, invitare a mangiare cibo indiano che conosco io e come lo faccio io, ok? E mi diverte sempre in realtà portare la gente a casa e poi dirgli no, si mangia con le mani. Quello è sempre scioccante. E però è sempre poi divertente perché un sacco di gente finisce per dirmi C'è molto un'ironia più bello. nel insegnare una lingua e prenderli per la gola in questo caso. Sì, che in trovo- effetti poi quando chiedono la posata per mangiarli gli dico sempre ok, tu avrai il cucchiaio della vergogna. Ragazzi, è stato un piacere conoscervi meglio, ok, già che vi conoscevo bene, ma grazie a questa chiacchierata vi ho conosciuti ancora meglio, conoscere ancora meglio da dove venite e soprattutto che progetti avete per riuscire a migliorare ancora di più quella che è un'esperienza internazionale, ma soprattutto un'esperienza di vita. Sam e Divya, thanks again for being with us. Thank you for having us. You're welcome. Da British School Bassano Campus Cast questa nuova puntata volge a un termine. Ringraziamo ovviamente Kawabonga e Alchimie Venete per la collaborazione tecnica. Ricordatevi di seguirci sulla nostra piattaforma YouTube e sul nostro canale Spotify. Cliccate sulla campanella per seguire e ricevere tutti i nostri aggiornamenti. British School Bassano Campus Cast, alla prossima!